Io ho dovuto fare recentemente una ecografia mammaria perché per la mammografia sono ancora giovane da un certo punto di vista e quindi con mia grande sorpresa ho scoperto che adesso è diventata a pagamento. Un'altra donna si è dovuta scontrare con il fatto che d'ora in poi l'ecografia al seno sarà a pagamento e non più mutuabile. Nonostante la giovane età, che di regola non prevede entrambi gli esami, mammografia più eco, la signora presenta delle problematiche tale per cui deve sottoporsi a regolari controlli. Il nostro sistema comunque prevederebbe una sanità che è già sostenuta dalla tassazione che paghiamo, quindi ovviamente ho avuto il dispiacere di dover trovarmi a pagare una visita che dovrò fare ricorrentemente per dei problemi di salute. Con la delibera regionale, infatti, il percorso per accedere ad una diagnosi efficace è diventato più complesso e costoso. In questo caso non solo è necessaria una doppia visita, ma anche un doppio appuntamento e due liste d'attesa. Si stanno facendo dei passi indietro e soprattutto in questa fase della vita in cui aumentano le donne con il tumore al seno.